Buongiorno, ben ritrovati nella pagina di Borni in FVG, il progetto che da diversi anni mette in rete corregionali in tutto il mondo grazie al sostegno della regione Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo in collegamento con Jacopo Luci da Shanghai. Buongiorno, anzi buonasera di da te Jacopo. Buonasera, ciao. Jacopo, originario di Udine, vive in Cina dal 2015, a Shanghai dal 2018. Con lui parleremo un po' della situazione attuale in Cina, ovviamente dopo l'emergenza ci faremo raccontare anche un po' delle fasi di questa situazione che adesso lì, come abbiamo parlato poco fa prima di collegarci, è una situazione tranquilla. E poi Jacopo è anche il presidente del Fogolar Furlan di Shanghai, un importantissimo punto di riferimento non solo per i friulani ma anche per i corregionali, e con Borni in FVG cerchiamo anche di promuovere tutti questi sodalizi che in giro per il mondo riescono a tenere un forte legame con la terra di origine, a chi ha scelto di spostarsi dal Friuli Venezia Giulia in un'altra parte del mondo, e sono veramente tantissimi. Jacopo, la mia prima domanda è molto semplice, come l'ho fatta nelle altre interviste finora. In questo momento che succede a Shanghai? Che limiti ci sono, se ci sono? Cosa potete fare e cosa vi è ancora precluso, se appunto ci sono ancora delle limitazioni importanti nella quotidianità? Allora, adesso a Shanghai la situazione è molto, diciamo, è tranquilla, siamo costretti a tenere la mascherina per gran parte della giornata, in ufficio la si può tenere come non si può tenere, ormai comunque le persone attorno a noi sono tutte sicure perché ormai siamo monitorati. I cinema sono ancora chiusi da fine gennaio, non si sa se riapriranno. Però tutto il resto è tutto tornato alla normalità, i supermercati, le palestre. Ovviamente ci sono ancora delle piccole restrizioni come la misurazione delle temperature, bisogna rilasciare alcuni dati, il numero di telefono, bisogna comunque essere disponibili con tutti in caso di necessità. Se si prende la metro si viene controllati con la temperatura, ma questo non avviene più nei centri commerciali, non avviene più in alcuni ristoranti, non è come all'inizio a febbraio o a marzo, dove ovviamente si era controllati in qualsiasi locale o posto dove ci si andava. Mi hai detto ovviamente che siete anche ritornati al lavoro, quindi gli uffici, le aziende, ormai si lavora a pieno Tutto si regime. lavora a regime dal 17 di febbraio perché hanno aperto a scaglioni. Il 17 di febbraio è stato il primo momento, e dopo il 24 e così via, e così via. Anche se comunque qua, essendo una nazione che vive online, non c'è, diciamo, mai stato uno stop, a parte la produttività, però molti uffici hanno lavorato da casa, continuato a lavorare da casa senza sosta. Facciamo un passo indietro allora. Come è iniziata l'emergenza? Come l'hai vissuta tu nei primi giorni? Anche perché noi abbiamo sentito spesso parlare di Wuhan, quindi l'epicentro dell'epidemia. Però mi dicevi già prima, nelle altre città non sempre ovviamente c'è stata una situazione di emergenza così acuta, e anche tu mi hai detto che tutto sommato, insomma, hai passato un periodo, certo, controllando quello che le misure di sicurezza, però non c'era mai una problematica molto evidente, almeno dove vivi tu. Esatto. Io qua a Shanghai praticamente abbiamo avuto il primo contagio il 22 di gennaio. Io in quel momento era Capodanno cinese, era pieno Capodanno cinese. Io ero in partenza per la Corea e ho vissuto anche in Corea. Dopo 10 giorni, eh, questo momento in cui il governo ha detto ai coreani: ragazzi, mettete tutti quanti la mascherina. Però in Corea è una nazione molto vicina al Giappone, in maniera ordinata si mettevano davanti ai negozi, alle farmacie a prendere la loro mascherina, anche se qua in Asia la mascherina sempre non è un problema, perché la mettiamo anche quando qualcuno è malato, per rispetto va in ufficio e la usa, soprattutto in Giappone, in Corea più che qua. E qua in Cina la usiamo più che altro per problemi di inquinamento. Quando c'è inquinamento noi usiamo la mascherina, quindi la mascherina comunque non è mai stato un problema. Poi rientrati dalla Corea, qua in Cina era il clou dell'inizio della pandemia,
e quando siamo arrivati in aeroporto c'è stato il controllo della temperatura, c'era appunto tutte queste persone bardate con queste tute, con queste visiere e dopo da lì è incominciato, diciamo, il periodo di 2 o 3 settimane in cui era consigliato, però non era obbligato, era consigliato di stare a casa. Senti, tu hai mai avuto paura, ti sei mai preoccupato per la tua salute, per la tua incolumità? Hai mai pensato magari potevo rientrare in Italia? Insomma, sei stato mai preoccupato della situazione a Shanghai? No, conoscendo i loro metodi, io non mi sono mai preoccupato, non ho mai avuto paura, anche perché durante tutte queste settimane, queste 3 settimane a febbraio, noi comunque siamo andati al supermercato, ovviamente con le mascherine, siamo ogni tanto andati a fare una corsa all'esterno, ehm, non abbiamo mai avuto questa paura che magari è stata portata in Italia tramite i media o tramite dei video. Non c'è stata mai nessuna situazione di tensione o di paura che abbiamo vissuto in queste 3 settimane. La vera paura era guardare il cellulare, vedere tutti questi video, queste notizie che arrivavano da Wuhan, vedere queste applicazioni con i numeri, questo si metteva paura più che la vita reale, perché quando noi uscivamo non c'era assolutamente nessun problema. Senti Jacopo, tu mi hai detto una cosa interessante prima di iniziare la diretta, che abbiamo fatto una chiacchierata. Voi siete comunque monitorati, perché sai, qui si parla di applicazioni già da un po' di tempo, ma c'è un po' di confusione. Lì invece mi dicevi c'è un monitoraggio attento perché siete un po', non dico sorvegliati, insomma, però ormai è entrato nella quotidianità anche il fatto di scaricare delle app, di gestire tutto in modo più tecnologico, diciamo così. Esatto, perché noi usiamo esclusivamente il cellulare, non abbiamo neanche più i contanti, per esempio, e quindi ogni spostamento, ogni pagamento lo facciamo col cellulare, siamo tracciabili in qualsiasi momento. E anche adesso, anche prima durante la pandemia, adesso non so se riuscite a vederlo. Vediamo se riesco a Mettili farlo un po' più vedere. davanti al viso. Ecco, Ecco, questo è il codice verde, il codice famoso, praticamente questo è già in atto da metà febbraio. Questo lo dovevamo far vedere a ogni entrata nella palestra, se era aperta, nel locale, nell'ufficio. Questo era quello che richiedeva perché ci sono questo codice a 3 colori, il verde, l'arancione e il rosso. Se è rosso, dovevi andare in quarantena diretta, se è arancione dovevi fare 7 giorni di quarantena, invece il verde vuol dire che sei sano, che sei a Shanghai da più di 14 giorni, quindi noi col telefono, siamo monitorati da tutto e per tutto, con questi codici, poi loro comunque controllavano, sapevano a che data siamo arrivati a Shanghai, se qualcuno è uscito da Shanghai per andare in un'altra provincia, quando doveva rientrare doveva fare un'altra quarantena, quindi col telefono loro possono controllare tutto, possono controllare gli spostamenti, perché se andiamo in metro ovviamente dobbiamo usare il telefono per fare la scansione del codice, tutto monitorato, quindi anche per quello non abbiamo mai avuto paura, perché sappiamo che non c'è scampo. mi hai detto poi, tu hai detto è un paese molto ordinato, molto disciplinato, anche per questo ovviamente adesso insomma la situazione è tranquilla e si guarda, immagino, anche con maggiore positività al futuro. Ho chiesto anche agli altri corregionali che ho intervistato nei giorni scorsi, quali sono secondo te gli scenari futuri per quello che riguarda in questo momento ovviamente Shanghai? Tu sei lì, mi hai raccontato che ormai la normalità è raggiunta, insomma, in maniera quasi totale. Immagino, però tu mi hai detto c'è ancora qualche problema, qualcuno che ha perso il lavoro, qualche realtà ancora chiusa. Secondo te nei prossimi mesi si andrà verso un miglioramento, cioè le cose cominceranno a cambiare nuovamente? Speriamo ovviamente di sì, però sì, tante persone hanno perso il lavoro, ci sono tanti locali che hanno chiuso e non hanno più riaperto, ci sono tanti locali che hanno chiuso e adesso hanno riaperto con un'altra nuova gestione, ci sono tante aziende che non riescono ad andare avanti perché non hanno il personale straniero che è rientrato, no? O ci sono anche locali gestiti da stranieri, perché fino adesso tutti gli stranieri non possono rientrare in Cina, eccetto qualche ambasciatore o qualche dottore che per necessità, ma tutti quanti non possono, tutte le nazioni non possono rientrare in Cina. Quindi anche questo
comporta a molti problemi, perché ci sono molte fiere dedicate alle aziende straniere e non si sa che cosa sarà di loro, è tutto un seguirsi di cose e speriamo ovviamente anche adesso, vedendo dall'Italia che piano piano state tornando alla normalità, che anche qua in Cina capiscano che stiamo facendo del nostro meglio per tornare alla normalità anche noi, e quindi che riaprano piano piano i voli di rientro, però molte persone parlano addirittura della fine dell'anno come apertura dei voli verso la Cina da parte degli stranieri. Adesso stanno cercando di aprire verso la Corea, ma solo per motivi di business. Ci sono tante persone che vivono qua, che hanno la moglie, mettiamo in Italia o viceversa, e c'è anche un nostro amico che viene a Fogolar Furlan, che lo frequenta spesso, che ha la moglie coreana, e lui sono 3 mesi esattamente che è diviso da questo Mhm. virus, ha diviso moglie e marito per il virus, e sono in attesa appunto di riunirsi prima o poi. Hai nominato il Fogolar Furlan, allora parliamo di questa bella realtà che come a Shanghai è presente anche in tante altre parti del mondo. Tu sei il referente per la Sì. tua città. Ecco, qual è così l'obiettivo di ritrovarsi tutti insieme, di formare comunque un pezzettino di Friuli Venezia Giulia anche in Cina? Com'è nata poi l'idea anche di, so che tra l'altro ricordiamo poi non siete solo friulani, ma è un fogolar allargato, diciamo così. Esatto, siamo ormai è un'associazione da 10 anni qua a Shanghai presente, quindi è una lunga storia, molti, in tantissimi conoscono il Fogolar qua, cinesi, stranieri, soprattutto perché prima il punto di ritrovo era il Mandi Mandi del nostro amico Steven, che però adesso è andato in Giappone. Eh, il Fogolar serve per riunirsi, ci riuniamo e non abbiamo distinzione, siamo contenti di accogliere tutti, coreani, giapponesi, napoletani di Milano, tutti quanti quelli che sono qua a Shanghai e si sentono lontani da casa, hanno bisogno di fare due chiacchiere, adesso stiamo organizzando degli eventi facendo della yoga, perché comunque a Shanghai si sta evolvendo nell'ambito del fitness, quindi non è più come prima solo un dedicare al bere, al mangiare, cerchiamo di espanderci in maniera diversa e di seguire un po' quello che sta facendo la città anche. Si parla ovviamente anche del Friuli Venezia Giulia lontano, immagino, no? Esatto, esatto. E dopo cerchiamo ovviamente di promuovere la nostra regione, perché molti cinesi non conoscono il Friuli Venezia Giulia, quindi è anche un modo per mostrare a loro che non c'è solo Venezia, che non c'è solo Milano, non c'è solo Roma, ma che ci sono tantissimi altri posti in Italia, come il nostro Friuli, che merita essere visitato, e quindi è anche una vetrina. Riusciamo a fare un po' di commerce per il nostro Friuli. Ma hai fatto una bella pubblicità, così come tutti i corregionali che sono nel mondo e parlano e mostrano le bellezze del Friuli Venezia Giulia. Senti Jacopo, ricorda magari anche a chi vive lì, anche agli italiani, ma anche ci sono veramente tanti corregionali che sono anche un po' sparsi in Cina. Ovviamente possono essere magari anche a Shanghai, non li avete ancora catturati con la vostra rete. So che avete una pagina Facebook che è attiva. Esatto. Come possono fare per mettersi in contatto con voi, magari anche per essere inseriti nella rete dei vostri eventi, dei vostri appuntamenti? Possono seguirci tranquillamente sulla pagina Facebook, che la cerchiamo di tenerla molto attiva recentemente, e dopo ovviamente qua in Cina abbiamo WeChat, non WhatsApp, abbiamo WeChat, e inseriremo queste persone all'interno delle nostre chat, che sono chat con un centinaia di persone, dove all'interno, soprattutto adesso, cerchiamo di aiutare, di dare consigli, di dare suggerimenti per i visti, per la situazione, per i voli, se la Cina riapre, se la Cina non riapre, cioè diamo aiuti per tutti, insomma. Quindi tu mi hai detto tra l'altro prima che se tu volessi tornare adesso in Italia sarebbe complicato e molto costoso, tra l'altro, ti sei un po' Esatto, sarebbe un informato? esodo, perché dovrei fare 5 scali e dovrei andare ad Hong Kong, dopo dovrei andare in Inghilterra, dovrei andare un po' dappertutto per poi rientrare a casa e-
e molte persone dicono che ogni volta che si è prenotato l'aereo, il giorno prima lo cancellano perché sanno ovviamente che non ci sono persone che voleranno o ci saranno problemi dopo all'arrivo con quarantene varie da fare nelle varie nazioni, quindi questo è un problema. Difatti, come a me adesso è capitato, mi è scaduto il visto. Allora la Cina rilascia dei visti temporanei per sopperire a questo problema che c'è adesso in Cina, perché sanno anche loro che non possiamo rientrare nelle nostre nazioni, non perché non vogliamo, ma perché non c'è proprio la possibilità, non c'è la possibilità. Bene, voi siete sempre molto aggiornati, date anche delle informazioni molto utili, quindi su questa pagina Born in FVG, anche se c'è qualcuno che ha degli amici, dei parenti corregionali che vivono a Shanghai in particolare, insomma invitiamo anche a mettersi in contatto con voi, Focolare di Shanghai, Focolare Furlan di Esatto. Shanghai, che trovate su Facebook, in modo insomma, che anche la vostra rete diventi sempre più grande. Jacopo, io ti ringrazio. Grazie a te, Grazie per sei l'attività stata che molto fai gentile. anche, grazie per l'attività che fai lì per mantenere le radici della tua terra insieme a tutti gli Facciamo del altri. nostro meglio, anche se i tempi sono cambiati perché Shanghai cambia non di anno in anno, ma di settimana in settimana. Beh, ma insomma l'abbiamo fatto, guardiamo con positività tutto quello che succederà nei prossimi mesi e continueremo a Esatto. seguire anche noi con Born in FVG tutte le attività del vostro sodalizio. Io ti ringrazio e ti auguro buona serata. Grazie e ci Ciao vediamo. Jacopo, Mandi ciao. mandi. Ciao.